Buongiorno, benvenuti a tutti. Good morning, welcome to everyone. Dico due robe in inglese, dopo torno a parlare in italiano. I'll say 2 words in English and then I'll go Okay. back to Hi Italian. everybody. I would love to speak in English, but I think I may lose the focus on what I'm going to say. So I prefer to speak in Italian, and Lisa will help me in translating. Okay, thanks. Ho detto che parlo in italiano e se parlo in inglese ho paura di perdermi. Ok. Allora, Ronnie, martedì ha detto qualcosa riguardo alla moltiplicazione dei pani e dei pesci. On Tuesday, Ronnie said something about the multiplication of the loaves and the fishes. Ed era un passo che avevo letto anche in quei giorni. And it's something that I was reading in those days. Ok. Verso famoso. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? There's a verse that says there was a boy that was there and he had a small basket and he said, is this enough? Io non credo che in mezzo a 5.000 persone lui fosse l'unico che avesse cibo. I don't think with all the people that were there, the big crowd, I don't think he was the only boy that had a basket. Io credo che lui sia stato l'unico che abbia dato il suo cibo ai discepoli e a Gesù. I think he was the only one that gave his food to Jesus and to the disciples. Quindi in quel momento lì quello era il talento, il dono che Dio gli aveva dato in quel momento lì per quell'occasione lì. So in that time, that was the talent that God gave this boy for that specific time. Se lo fosse tenuto per sé, avrebbe mangiato lui, ma non ci sarebbe stato il miracolo. If he had kept it to himself, he would have eaten, but there wouldn't be a miracle. Dio sicuramente Gesù avrebbe fatto in un altro modo, avrebbero mangiato, ma Gesù non avrebbe utilizzato lui. Of course, Jesus could have done another type of miracle anyway, but in that specific occasion, there was this boy. Quindi stamattina, adesso in questo tempo di lode e preghiera, So this morning, during the time of worship and prayer, voglio invitare ciascuno di noi, io per primo, I want to invite all of you and me also, a ringraziare il Signore per quello che ci ha dato, che è poco perché sono 5 pani e 2 pesci. To thank him for what he has given us, maybe only 5 loaves and 2 fishes. Ma che il Signore ci aiuti anche a riflettere che possiamo dare quello che il Signore ci ha dato a Lui. But may God help us to realize what we can have and what we can give him. Perché se noi prendiamo quello che il Signore ci ha dato e ce lo teniamo solamente per noi, If we take what we have and just keep it to ourselves, il risultato è lo stesso del servo a cui il Signore diede un solo talento. the result will be the same as the person that had 1 talent and just kept it to himself. Quindi magari non diamo una risposta dura come diede quel servo a quel padrone. So let's not be like that servant that gave a harsh answer to his owner. Cioè, ma magari diamo una buona risposta, ringraziamo il Signore, diciamo Signore grazie per quello che ci hai dato, ma ce lo teniamo per noi. But yeah, give a good answer, but just keep that talent to ourselves. Ok, quindi che il Signore ci aiuti questa mattina e ci benedica. May God Amen. help us this morning, bless us this morning. Quel che vedi i segreti del tuo cuore, un popolo chiamato rito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio, ciò che vogliamo è una rivoluzione, il cielo
Osanna al Re della salvezza, Osanna al Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re. Innalziamo un grido Re, da guarigione e redenzione, mostraci quel che vedi, i segreti del tuo cuore, un popolo chiamato unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio, ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto, oggi si respira vita. Osanna al Re della salvezza, Osanna al Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re. Osanna al Re della salvezza, Osanna al Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re. Alleluia, gloria a te, Signore. Nessuno è come te, nessuno è come te, incomparabile ed interamente amabile. Nessuno è come te, nessuno è come te, nessuno è come te, nessuno è come te, incomparabile ed interamente amabile. Io mi prostro innanzi a te, io mi prostro innanzi a te, per tutto ciò che sei,
prostro innanzi a te. Io mi prostro innanzi a te. Per tutto ciò che sei. Io mi arrendo ai piedi tuoi. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Incomparabile ed interamente amabile. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Incomparabile ed interamente amabile. Io mi prostro innanzi a te. Io mi prostro innanzi a te. Per tutto ciò che sei. Io mi arrendo ai piedi tuoi. Io mi prostro innanzi a te. Io mi prostro innanzi a te. Per tutto ciò che sei. Io mi arrendo ai piedi tuoi. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Incomparabile ed interamente amabile. Alleluia. Accomodatevi, gloria a Dio. Mentre cantavo questo cantico mi immaginavo che lo cantasse anche Pietro. While we were singing this song, I imagined also Peter singing it with us. Pietro ha fatto una brutta esperienza nella sua vita. Peter had a bad experience in his life. Si pensava così forte. He thought he was so strong. Mai avrebbe pensato di dire quell'uomo lì non l'ho mai visto, non lo conosco. He never thought he would have said, Non l'ho I mai don't know conosciuto." that man. I never met him. Ma a volte abbiamo bisogno di incontrarci noi stessi. But sometimes we have to speak to ourselves. Abbiamo bisogno di vedere di che pasta siamo fatti We have to see what we're made of. e impariamo che quando siamo deboli allora siamo forti, And we realize that when we're weak, we're strong. perché confidiamo in Dio Because we trust in Him e non nelle nostre capacità, nelle nostre conoscenze. and not in our strength and our knowledge. Credo che questo sta succedendo un po' dappertutto. I think this is happening all over the place. Chi si sentiva forte People that thought they were sta strong passando un'esperienza così difficile are sulla going sua vita through difficult situations e si sta incontrando con se stesso. and has to look at himself. Ma la cosa meravigliosa è che Gesù, quando è risorto, But the most important thing is that when Jesus was resurrected from the dead, ha detto: andate a dire ai discepoli He said, "Go to my disciples and say, e a Pietro and to Peter, che sono risorto. that I have risen." E non era risorto per condannarlo, And he wasn't risen to condemn him. ma era risorto per dirgli a Pietro: He was risen to say to Peter, quello che ho bisogno di sentire da te
What I need to hear from you è se tu mi ami. is if you love me. Forse è quello che il Signore questa mattina desidera sentire da ognuno di noi. Maybe that's what God wants to hear from each one of you this morning. Mi ami tu? Do you love me? Mi ami tu? Do you love me? Quanti questa mattina possono dire io amo il How Signore? many can say this morning, I love God? Alleluia. E quanti possono dire nessuno è come te? And who can say, no one is like you? Perché non deve essere solo un cantico, Because it's not just a song, ma deve essere un'espressione che esce dal nostro it cuore. has to be an expression of love coming from our hearts. Lui è il sommo pastore. He is our pastor. Voglio solo dirvi questo, questa mattina scrivendo a uno dei fratelli pastori amici, And this morning I wrote a message to one of my pastor friends. gli ho scritto I wrote, che se fosse stato per me if it was up to me, avrei cancellato tanti dal libro della vita. I probably would have erased a lot of names from the book of life. Poi mi sono detto, ho detto, But then I also added to the message, ma io ringrazio il Signore I thank God, perché colui che mi poteva cancellare dal libro della vita because the one that could have erased my name non lo ha fatto. didn't do that. Amen. Amen. E quindi dobbiamo ringraziare il Signore, possiamo dire questa mattina veramente, Signore, nessuno è come te. So this morning we can really say, no one is like you. Amen. Amen. Tuesday night, I came and spoke a little bit about the love of Christ, and I was going. Martedì sera ero qui e ho parlato un po' dell'amore di Dio. I was going to tell another story today E volevo raccontare un'altra storia questa mattina. about God's love through Hosea the prophet. E attraverso Osea, il profeta Osea, vorrei raccontare dell'amore di Dio attraverso Osea 3. Osea. See, Hosea was a prophet of God, Osea era profeta di Dio and God come to him and told him to go find Gomer the prostitute and marry her. e Dio è andato da lui e gli ha detto trova Gomer la prostituta e sposala. So he marries Gomer, E quindi la sposa and at this time, Hosea is a great leader for God's people. e in quel periodo Osea era un grande leader per il popolo di Dio. And his wife Gomer continues to go around the city and have affairs. E sua moglie Gomer invece continua ad avere relazioni amorose con altre persone. And see, at this time, Gomer's probably feeling like, how am I supposed to be a beacon of hope for people when I can't even keep my own wife at home? E Gomer probabilmente si chiedeva come posso essere usata da Dio se non riesco nemmeno io a comportarmi bene. So Gomer ends up leaving him with 3 kids, E quindi Gomer lo lascia con 3 figli and he says, God, what do you want me to do now? e dice, Dio, cosa vuoi che io faccia per te adesso? In Hosea 3:1, In Osea 3:1 the Lord said to me, il Signore mi dice, go disse, show love to your wife again. dice, va ancora, ama una donna amata da un altro e adultera, Even though she has been with another man and continually commits adultery. nonostante lei continui a commettere adulterio. Likewise, the Lord loves the Israelites, although they turn to other gods and love to give offerings to idols. Amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali pure si volgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. See, some of us think we can buy someone's love with money. Sì, a volte qualcuno può pensare di poter acquistare l'amore di Dio con i soldi And some people think that love is just to make myself happy. e le persone possono pensare che l'amore serve solo per rendere me stesso felice And others think it can be found in material things. e altri pensano che si può trovare nelle cose materiali. So God wanted to demonstrate to his people what love truly was. Ma Dio voleva dimostrare al suo popolo quello che veramente l'amore è. So Hosea starts to look for her in places where a holy man wouldn't go.
Quindi Osea comincia a cercarla in posti dove un uomo di Dio non sarebbe mai andato. Imagine it. Hosea's looking around for his wife, walking up and down the back streets. Pensate a Osea che va a cercare sua moglie nelle vie, viuzze nascoste He's asking, have you seen my wife? e chiede: avete visto mia moglie? Sir, have you seen my wife? Tu hai visto mia moglie? And finally a guy says, yeah, man, I seen her. I thought you guys split up. E finalmente un uomo dice: sì, io l'ho vista, pensavo vi foste separati. He says, I'm sorry, man. I was with her last night, and she's down here on the corner on the street. E lui dice: mi dispiace di sentire questo, che anche ieri sera l'ho vista, sono stata con lei e so che è qui nell'angolo della strada. So he goes down the street and he finds her at an auction, being auctioned off. He finds her in an auction, or at an auction. E comunque scende verso la strada e la trova dove fanno le... se mi ricordo il nome. Yeah, she's being sold. Beh, in un posto. So he's... Go ahead. So he goes in and he says, I want to buy her back. E lui entra in questo posto e dice: voglio riconquistare mia moglie, la voglio acquistare. So he buys her back with 15 shekels of silver, E quindi deve da 15 sicli d'argento per comprarla 5 bushels of barley. e un comer d'orzo. 15 is speaking of the divine energy of God in Scripture. 15 speaks of divine energy of God in Scripture. E il numero 15 parla dell'energia, della forza di Dio. 5 is the number of grace. 5 è il numero della grazia. Silver represents divinity, Argento rappresenta la divinità. and barley represents humanity. Barley is orzo. Represents What? humanity. Ok. L'orzo rappresenta l'umanità. The gospel is here in the Old Testament if we just look. Anche qui nel Vecchio Testamento riusciamo a vedere il Vangelo. So Hosea says he'll pay whatever the price Osea dice: io pagherò qualsiasi prezzo for what was already his. per quello che già era suo. And people don't understand, Le persone non capiscono, and it was just like God did with Jesus by sacrificing him to purchase a world that was already his. è la stessa cosa che ha fatto Dio donando suo figlio per acquistare il mondo che già era suo. Jesus paid the ultimate price. Gesù ha pagato il prezzo più grande. He took beatings, he was spit upon, he was criticized È stato battuto, è stato criticato to purchase something that was already his. per acquistare qualcosa che già era suo. So Hosea renews his vows. E quindi Osea rinnova le sue promesse. And then he prophesies of God's people being separated E poi profetizza sul suo popolo from God until the coming of David's descendant. e che sarà separato da Dio fino alla discendenza di Davide, King Jesus. in Gesù. This prophesies the New Testament when his people will be in awe of his goodness, not his judgment and fear. E questo l'adempimento sarà nella grazia di Dio e non nel suo giudizio. See, Hosea means salvation, Osea significa salvezza and Gomer means completion. e Gomer significa completamento. Just know that Christ will search the most wretched places to save you and complete you. Sappiate che Gesù vi cercherà nei posti più sperduti, più nascosti per trovarvi. So if you're here today and you think that you've done so much that God can't forgive you, Quindi se sei qui questa mattina e pensi che hai fatto delle cose così brutte che il Signore non possa perdonarvi, just know we are all sinners and we are all messed up Gomers. sappiate che siamo tutti peccatori e siamo tutti dei Gomer malmessi And that God has called us to go to these places e che Dio ci ha chiamati ad andare in questi posti and show all the Gomers this love. e a dimostrare a questi Gomer l'amore di Dio.
So if you have any hurt inside today, Quindi se hai qualche dolore dentro di te, Romans says you can confess Jesus as Lord in Romani c'è scritto che puoi confessare Gesù come Signore and believe he was raised from the dead, e credere che Lui è risorto dalla morte and you will be saved. e sarai salvato. You can start anew today Puoi avere un nuovo inizio oggi and let go of all the pain and burdens that's on you e lasciare tutto il dolore, tutte le ferite che sono su di te and begin a new walk with Christ. e iniziare un nuovo cammino con Cristo. Ronnie? Good morning. Buongiorno. I'm going to talk about hiding among the baggage. Voglio parlarvi di come ci si possa nascondere in mezzo ai bagagli. This story comes from 1 Samuel 10, 20 through 24. Questo racconto questa storia viene da 1 Samuele capitolo 10 dal verso 20 al 24. This is about God choosing Saul to Parla, be Israel's first king. parla di quando Dio ha scelto Saul perché fosse il primo re di Israele. This is a fascinating story that is so applicable to us today. È una storia così meravigliosa che riguarda anche noi oggi. But before I read those verses, Ma prima di iniziare quei versi, I want to talk about some of the events leading up to Samuel anointing and presenting him as king. voglio parlarvi di quello che è successo prima, fino ad arrivare a quando Samuele l'ha unto re. In chapter 8, Israel rejected God, Nel capitolo 8 Israele aveva rigettato Dio and they wanted a king to rule over them e volevano un re che potesse governare su di loro, because the surrounding countries had kings. perché i paesi circostanti avevano anch'essi dei re. Samuel told them a king would make their life much more difficult. E Samuele gli disse che avere un re avrebbe reso più difficile la loro vita, But they persisted. ma loro hanno insistito comunque. And in verse 21, the Lord agreed to give them a king. E nel versetto 21 il Signore ha consentito a dar loro un re. In chapter 9, in verses 3 through 6, Nel capitolo 9, dal versetto da 3 a 6, Saul and his servant were searching the countryside for his father's donkeys. Saul e i suoi servi stavano cercando nel territorio, gli asini di suo padre. When I first read this, I just skipped right over that part. E la prima volta che ho letto questo semplicemente l'ho proprio saltato. And then the Holy Spirit got my attention by asking me, Poi lo Spirito Santo mi ha toccato, ha parlato a me chiedendomi, what are you chasing? tu cosa stai inseguendo? He asked, are you searching for me, Mi ha chiesto, tu stai cercando me or is your focus on something else? o tu ti stai concentrando su qualcos'altro? Verse 7 in chapter 9 says, but we don't have anything to offer him. Il versetto 7 del capitolo 9 dice, noi non abbiamo niente da offrire. And Saul also said, we don't have a thing to give him. E anche Saul disse, non abbiamo alcuna cosa. Do you feel like that? Ti senti anche tu così? In verses 15 and 16, further in that chapter, E nei versetti 15 e 16, sempre in quel capitolo, the Lord told Samuel he would send a man from il Signore disse a Samuele che avrebbe chiamato un uomo the land of Benjamin to him, dal paese di Beniamino fino a lui, and he would anoint him to be the leader of Israel. e lui l'avrebbe unto per essere re di Israele. In verse 20, Al versetto 20, Samuel tells Saul not to worry about those donkeys he's looking after Samuele dice a Saul di non preoccuparsi di quelle asine che stava cercando, because they had already been found. perché erano già state trovate. I think maybe there's a lesson for us in that as well. Penso che anche qui possiamo trovare un insegnamento. Maybe the Lord's telling us, don't worry about the small stuff.
E forse il Signore ci sta dicendo non badare alle piccole cose. Make sure your priorities are in order. Assicurati di avere le giuste priorità. Saul was shocked when Samuel also told him, E Saul si meravigliò quando Samuele gli disse: "You and your family are the focus of all Israel's hopes." tu e la tua famiglia siete la speranza di tutto Israele. In verse 21, Saul said, E nel versetto 21 Saul disse: "I'm from the smallest tribe in Israel, io vengo da una delle tribù più piccole di Israele and my family is the least important. e la mia famiglia è la meno importante. Why are you talking to me like that?" Perché stai parlando a me in questo modo? The first verse of chapter 10, Il primo verso del capitolo 10, Samuel anoints Saul, Samuele unge Saul and in verse 6, Samuel told him, e al verso 6 gli dice: "The Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy." lo spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai. Samuel also told Saul he would be changed to a different person. E gli disse anche che sarebbe cambiato in un altro uomo. In verse 9 it says, God gave him a new heart. E nel verso 9 dice che il Signore gli dette un nuovo cuore. And in verse 10 it happened just as Samuel said. E nel verso 10 successe proprio così. Think about that. Pensateci, God changed him into a different person Dio lo cambiò in una persona diversa and gave him a new heart. e gli ha dato un nuovo cuore. Aren't you glad God is still doing that today? Non siete contenti che il Signore fa questo ancora oggi? Today God can change you into a different person Oggi Dio può cambiare te in una persona nuova and give you a new heart. e può darti un cuore nuovo. All right, I'll read the first couple of verses, verse 20 and the first part of verse 21. Adesso leggerò alcuni versetti, il verso 20 e parte del verso 21. So Samuel brought all the tribes of Israel before the Lord, and the tribe of Benjamin was chosen by Lot. Then he brought each family of the tribe of Benjamin before the Lord, and the family of the Matrites was chosen. And finally, Saul, son of Kish, was chosen from among them. Verso 20 e 21. Poi Samuele fece accostare tutte le tribù di Israele e la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte. Fece quindi accostare la tribù di Beniamino secondo le sue famiglie e la famiglia di Matri fu designata dalla sorte. Poi fu designato Saul, figlio di Kis, e lo cercarono ma senza riuscire a trovarlo. Saul was chosen by the Lord, Saul fu scelto dal Signore, but do you remember what he said in chapter 9, verse 21? ma vi ricordate cosa disse nel capitolo 9, versetto 21? I'm from the smallest tribe in Israel, Io vengo dalla tribù più piccola di Israele and my family is the least important. e la mia famiglia è quella meno importante. Think about that. Pensateci, Even after all the things that had happened to him, anche dopo tutto quello che gli era successo, Saul was like, Saul comunque hey, Samuel, era come se dicesse: Samuele, I'm pretty sure you have the wrong guy. io penso che tu abbia scelto la persona sbagliata. Have you ever felt like that? Vi siete mai sentiti così? God calls you, Dio vi chiama and immediately you question him. e immediatamente vi fate delle domande. Verse 21b and 22. Il verso 21, la seconda parte. But when they looked for him, he had disappeared. Okay, go ahead. So they asked the Lord, where is he? And the Lord replied, he's hiding among the baggage. Quindi al versetto, la fine del versetto 21, e lo cercarono ma senza riuscire a trovarlo. Poi al 22 chiesero dove fosse e il Signore rispose: guardate, si è nascosto tra i bagagli. Like Saul, are you hiding among the baggage? Come Saul, anche tu forse ti stai nascondendo tra i bagagli, Hiding among your baggage? nascondendo in mezzo ai tuoi bagagli. Are you hiding because of guilt and shame? Ti stai nascondendo a causa di vergogna,
hiding because of unforgiveness, o perché non ti senti perdonato, hiding because of substance abuse, oppure perché prendi delle sostanze che non dovresti, hiding because of sexual abuse, oppure per l'abuso sessuale magari, hiding because of an abortion, o ti nascondi perché magari hai abortito, hiding because of sexual sin or an affair, ti nascondi per peccati di sesso oppure per adulterio, hiding because a divorce, o perché hai divorziato, hiding because of pornography addiction, oppure perché sei dipendente dalla pornografia, hiding because of alcohol abuse, oppure per l'abuso dell'alcol, hiding because of unethical behavior, o ti nascondi perché hai un comportamento non etico, hiding because of past criminal activity, oppure per attività criminali del passato, hiding because of anger or bitterness, ti nascondi per rabbia, perché sei arrabbiato, insomma. The good news is that the story doesn't end with Saul hiding among the baggage. La cosa bella è che la storia non finisce con Saul che si nasconde tra i bagagli And it doesn't end with you hiding there either. e non si ferma nemmeno con te che ti nascondi tra i bagagli. Verse 23, Il verso 23 dice: so they found him and brought him out, and he stood head and shoulders above everyone else. corsero a farlo uscire da là, e quando egli si presentò in mezzo al popolo, egli era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su. Let that sink in. Lasciate che questo entri nel vostro cuore. He stood head and shoulders above everyone else. Lui era più alto di tutti. You are head and shoulders above everyone else. Anche tu puoi essere più alto degli altri. Other people may not know about your baggage, but God does. Altre persone possono anche non conoscere questi bagagli dove ti nascondi, ma il Signore lo sa. And even with baggage, He's madly in love with you. E anche se ci sono questi bagagli, Lui ti ama immensamente. In James 1:18 it says we are His prized possession. In Giacomo 1,18 dice che noi siamo il suo tesoro particolare. Ephesians 2:10 says we are His masterpiece. In Efesini 2,10 dice che noi siamo il suo capolavoro. Zechariah 2:8 says anyone who harms you harms my most precious possession. Zaccaria 2,8 dice, read it again. Anyone who harms you Qualsiasi persona dovesse farti del male, harms my most precious possession. fa del male alla mia possessione più preziosa. Psalm 139:17 and 18 Il Salmo 139, 17 a 18 says God is constantly thinking about you. dice che Dio sta costantemente pensando a te. Verse 24. Il verso 24. Then Samuel said to all the people, Poi Samuele disse a tutta la gente: this is the man the Lord has chosen as your king. Vedete colui che il Signore si è scelto? No one in Israel is like him. Non c'è nessuno come lui in tutto il popolo. God has chosen you to do incredible things. Dio ha scelto voi per fare cose incredibili. There is no one in this city like you. Non c'è nessuno nella città come sei tu. There is no one in this region like you. Non c'è nessuno in questa regione come te. There is no one in all of Italy like you. Non c'è nessuno in tutta Italia come te. Just like there was no reason for Saul to hide among the baggage, Come non c'era motivo che Saul si nascondesse tra i bagagli, there's no reason for you to hide among your baggage either. non c'è nessun motivo perché tu ti nasconda tra i tuoi bagagli. The enemy uses fear, guilt, and shame to isolate us. Il nemico usa paura, vergogna e sensi di colpa per fermarci, To try to convince us to stay hidden among our baggage. per cercare di convincerci a rimanere nascosti tra i nostri bagagli. But God is calling us out from the baggage. Ma Dio ci sta chiamando fuori da questi bagagli. If you're already a believer, Se sei già credente, step out from your baggage today.
Vieni fuori dai tuoi bagagli proprio oggi. Lay it down. Lasciali là. Start walking in freedom. Inizia a camminare nella libertà. Scotty has already mentioned these verses. Scari ha già menzionato questi versi, But if you've never accepted Jesus as your Savior, ma se non ti sei mai rivolto a Gesù come tuo Salvatore, today is the day to start a relationship with Him. oggi è il giorno per iniziare una relazione con Lui. The New Living Translation of Romans 10, 9 and 10 says, E Romani 10, dal versetto 9 e 10, dalla traduzione sua, dice: if you openly declare that Jesus is Lord Se tu dichiari apertamente che Gesù è Signore and believe in your heart that God raised Him from the dead, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, you will be saved. tu sarai salvato. Not maybe, Non c'è un forse, not a hope for, non c'è una speranza. you will be saved. Tu sarai salvato, sei. For it is by believing in your heart Perché è credendo con il tuo cuore that you are made right with God, che sei reso giusto davanti a Dio and it is openly declaring your faith that you are saved. e dichiarando apertamente la tua fede, tu sei salvo. Are you ready to start a relationship with Him today? Sei pronto a iniziare una relazione con Lui oggi? Amen. Io credo che all'inizio del culto, da quando siamo entrati qui, I think that ever since the beginning of the service, when we came in, dai canti from the songs we sang, e anche delle parole che all'inizio il Signore ha messo nel mio cuore, and also the words that God put in my heart, che non sei qui per essere giudicato, that you're not here to be judged. non sei qui per essere condannato. You're not here to be condemned. Non ci siamo messi d'accordo, We didn't agree on this. ma quando lo Spirito Santo parla ai nostri cuori sa come fare le cose. But when the Holy Spirit speaks, He knows how to do it. Io non so a chi stia parlando il Signore in modo particolare, I don't know who He's talking to tonight, this morning. mi ha molto toccato questo, è un passo che conosco ovviamente da molti anni. This passage really touched me. It's, of course, I've known it for years. Il popolo chiedeva un re. The people asked for a king. E Dio si è dispiaciuto anche in questo, e anche Samuele si è dispiaciuto molto, And God was not pleased about this, and also Samuel wasn't pleased. che disse al suo servo: perché stai così? And he said to his servant, why are you feeling this way? Non ti preoccupare, Don't worry. vogliono un re, avranno un re. They want a king, they will have a king. Però guardate, But listen, il nostro Dio our God è un Dio che conosce ogni cosa. is a God that knows everything. Egli sapeva He knew quello che Saul avrebbe fatto. what Saul would do. Però qui c'è qualcosa di particolare, But here there's something particular, perché Dio dà sempre un'opportunità. because God always gives an opportunity. Sempre un'opportunità. He always gives an opportunity. È un Dio pieno d'amore. He's a God full of love. E che cosa accade? And what happens? Fa avvicinare tutte le persone del popolo di Beniamino per cercare questo re, per essere benedetto da Dio. He calls all the people from the land of Benjamin and asks them to find the right person to be the king. E cercarono, come abbiamo sentito questa mattina, Saul, ma non lo trovavano. And they were looking for Saul, but they couldn't find him. E che cosa fecero? So what did they do? Consultarono l'Eterno. They asked God. Sempre quando noi dobbiamo fare qualcosa dobbiamo consultare il Signore. Whenever we do something, we should talk with God about it. E quando consultarono il Signore gli disse dove si trovava. And when they talked with God, He told them where Saul was. Perché la cosa meravigliosa è che Dio sa dove ti trovi. Because the wonderful thing is that God knows where you are. E Dio sa come stai. And He knows in what condition you are. Lui pensava di nascondersi He thought he was going Non si sentiva degno. to hide, he didn't feel worthy, e non sappiamo il perché. and we don't know why.
Però una cosa è certa, But one thing is sure, che Dio lo chiama fuori. that God calls him out. E lui esce fuori. And he comes. E mi colpiscono molto le parole del profeta Samuele. And I'm very touched by the words of Samuel. Samuele disse a tutto il popolo, il versetto 24, Samuel said to the people, vedete colui che il Signore si è scelto, he says, you see the person that God chose, non c'è nessuno come lui in tutto il popolo. there's no one like him in our whole Non sapeva Dio forse chi era Saul? Didn't God know who Saul was? Non sapeva forse quello che poi lui avrebbe fatto? Didn't he know what Saul was going to do at the end? Perché Dio è onnisciente e onnisapiente. God knows everything, Ma Dio gli diede una grande opportunità. but God gave him a big opportunity. E questa mattina c'è una grande opportunità per te. And this morning there's a big opportunity for each C'è one of you. un'opportunità sempre quando andiamo alla presenza di Dio. There's always an opportunity when we go to God's Perché il presence. Signore questa mattina vuole dirti, Because this morning God wants to say to you, sono io che ti scelgo I'm the one that chose you, e ti do un'opportunità. and I'm giving you an opportunity. Non guardare il tuo passato, Don't look at your past, ma confida in me. but trust me. E non dire nemmeno sono l'ultimo, And don't say I'm the last one, sono il più piccolo. I'm the littlest one. Lascia ogni cosa nelle mani del Signore. Leave everything in God's hands. Però il Signore questa mattina But this morning God says, vuole incontrarti. wants to meet with you. Allora io chiamerei i musicisti qua su. So if the worship team can come back on stage, Ci alziamo in piedi. and we'll stand up. Se questa parola If this word is, è stata una parola profetica per la tua vita if this is a prophetic word for you this morning, e senti che il Signore ti sta cercando and you feel that God is looking for you, e quindi non hai potuto nasconderti da nessuna parte and you couldn't hide anywhere, o non puoi nasconderti da nessuna or parte, you can't hide right now, voglio dirti che questo è il momento di uscire dai tuoi bagagli, please come out from your luggage, uscire da questa camera, come out from this hiding place, da questo ripostiglio from this closet, e venire fuori and come out e dire con tutto il tuo cuore, and say with all your heart, Signore, usati di me, God, use me, fammi una persona nuova, make me a new person, cambia il mio cuore, change my heart, perché io desidero servirti. because I want to serve you. E non ti preoccupare, And don't worry, lascia ogni cosa nelle mani del Signore, leave everything in His hands, ma vieni con un cuore sincero davanti al Signore. but come with a sincere heart. Una delle cose che ama il Signore di più, sapete cos'è? One thing that God really loves La sincerità. is being sincere, Davide l'aveva scoperto. and David knew that. Infatti lui disse, fino a quando In non ho fact- confessato il mio peccato davanti a He te, said, until I came and confessed my sin before you, perché io so che tu ami la sincerità. I came to confess my sin before you because I know you look risiede for nel cuore a dell'uomo. true heart. Potrei offrirti 1000 olocausti, I could offer so many ma non sacrifices, servirebbero a niente. but that wouldn't be of any Quello che use. tu ami What you look for è la sincerità. is the sincereness in your Allora heart. questa mattina vieni sincero davanti al Signore. So this morning, come before the Se Lord, tu desideri venire qui davanti, vieni pure davanti. and if you want to come forward, we Se can questo è pray il for you. messaggio che tu hai ricevuto, If you receive this in your heart, non venire per altre cose, don't come for other things. non venire per guarigione, Don't come for healing. vieni per dare il tuo cuore al Signore. Just come to give your heart to God. Non nasconderti più, Don't hide anymore. perché credo che questa mattina il Signore Because I think this morning abbia parlato in maniera profetica alla tua vita. God spoke prophetically to your Non heart. lasciare questo luogo, Don't leave this place. ma ti puoi anche inginocchiare lì dove sei, Or you can even kneel down where you are, ti puoi anche sedere. or you can sit down Se non vuoi venire qui davanti, if you don't want to come forward. ma desideri che io possa venire da te o qualcuno può venire da te a pregare, But I would like to pray for you. Basta meet che alzi la tua mano. someone else. All you have to do is lift up your hand, verremo noi da te. and we'll pray for you. Amen. Amen. Alleluia. Chiudete gli occhi, Let's close our chinate il eyes. vostro capo. And Restiamo in questa attitudine di preghiera. let's in Tu an che ci attitude stai of seguendo da prayer. casa, And you, if you're following us from lì dove Web. sei, wherever you are in questo momento, right now, puoi inginocchiarti, kneel down dovunque tu sei. wherever you are. Forse ci stai ascoltando in macchina, Maybe you're listening to us in your accosta la car. macchina, Stop the car, chiudi i tuoi occhi close your eyes, e chiedi al Signore,
and ask God di toccare la tua vita, to touch your life, di cambiare il tuo to cuore. change your heart, E Lui lo farà. and He will do that. Alleluia. Alleluia. Vergognarti di venire avanti, vergognarti di andare al Signore, anche lì dove sei.
So che ci sono altri, lo sento nel mio cuore. I know there are more people. I feel it in my soul. Di cosa hai paura? What are you afraid of? Qual è il tuo timore? What's your fear? Senti la presenza del Signore vicino a te? Do you feel God's presence beside you? Hai fiducia di uscire completamente guarito? Do you trust Him to be completely freed? Nello spirito? Freed in the Spirit? Forse hai bisogno anche di una guarigione fisica, Maybe you need a healing. ma questa mattina But this morning, stiamo parlando di una guarigione spirituale. we're talking about a spiritual healing. E forse il Signore guarirà anche il tuo corpo. Maybe God will also heal your body. Tieni in alto la tua mano se vuoi che qualcuno up. può pregare per te. Hold up your hand if you want someone to pray for you. Non ti preoccupare, Don't worry. non siamo qua per giudicare nessuno. We're not here to judge anyone. Alleluia. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Alzò la sua voce, udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni. Trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni. Trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Tu sei la vita, la forza dentro me, tu sei il figlio di Dio, mi fai vincere, Signore di tutto in me. Io sento la tua voce, mi hai chiamato per vivere una storia di potere.
la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia e risuscita i miei sogni. Trasforma la mia vita. Fai un miracolo. Toccami adesso. Tirami fuori. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia e risuscita i miei sogni. Trasforma la mia vita. Fai un miracolo. Toccami adesso. Tirami fuori. Risuscitami. Alleluia. Risuscitami. Gloria a Dio. Amen. Quella potenza che risuscitò Cristo Gesù dai morti è in mezzo a noi. The power that rose Jesus from the Alleluia, dead è la is in our midst. stessa potenza. That same power. Amen. Egli ancora oggi risuscita i morti. He raises people from the dead In modo today, particolare also today. Quelli spirituali. In Amen. particular spiritual Non è un culto resurrection. meraviglioso? Isn't he a great Non God? abbiamo un Dio meraviglioso? Isn't he wonderful? Amen. Ma dobbiamo credere con tutto il nostro cuore. But we have to believe with all our heart. Io lo dico sempre. I always say this. Io posso entrare sotto una doccia, I can go in the shower ma non bagnarmi. and not get wet. Sapete cosa faccio? You know what I do? Apro un ombrello. I open an umbrella Vengo in chiesa, and I come to church. c'è la benedizione di Dio, There's God's blessing il here. Signore parla ai cuori, God speaks to Ma our io apro un hearts, ombrello. but I open an umbrella. ma io questa mattina voglio dire, Signore, But this morning I want to say to God, bagnami, wet me, bagnami, pour over me, perché ho bisogno di essere completamente rinnovato. because I need to be Amen. refreshed completely. Gloria a Dio. Bene, buona domenica. Se volete fermarvi con noi, chi non si era prenotato, c'è qualcosa che Deborah deve Sì. dire? Pace a tutti. Ieri abbiamo fatto i biscotti con i bambini, i fratelli americani hanno portato delle loro ricette, con i bambini abbiamo fatto i biscotti, quindi all'uscita, soprattutto quelli che non rimangono qua a mangiare, ci sono dei sacchettini con i biscotti, quindi prendeteli. Amen. Pace a tutti. Bene, gloria a Dio. Il Signore ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi.